Entra nel vivo il Carnevale di Venezia con il volo dell'Angelo domani in piazza San Marco, eccezionali misure di sicurezza, presentata alla sala di controllo dentro le procuratie. Tragico incidente ieri sera a Lonigo nel Vicentino, auto travolge una bicicletta, nonostante i tempestivi soccorsi muore sul colpo un ciclista di 48 anni del posto. Incidente sul lavoro a Montecchio Precalcino, operaio di 52 anni colpito alla testa da una macchina schiacciasassi e ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime. Caso di tubercolosi nel Colenanese, contagiata una giovane mamma e la figlia, disposti controlli sui compagni di classe e le maestre della bimba. Violenza sessuale su 6 pazienti dopo averle narcotizzate, chiesta una condanna a 14 anni per l'ex infermiere della neurochirurgia dell'ospedale di Padova. Dopo aver marinato la scuola hanno danneggiato auto e bici, denunciati 2 14enni di Pieve di Soligo rintracciati dai carabinieri grazie alle riprese della videosorveglianza. Ai microfoni di Antenna 3 aveva lanciato per la prima volta il suo appello, ora Milena Girardi è riuscita a ritrovare la sorella Maia, sono rimaste separate per 38 anni. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano il Carnevale di Venezia con i festeggiamenti che entreranno ufficialmente nel vivo domani con il volo dell'Angelo in piazza San Marco, e sono davvero straordinarie le misure di sicurezza messe in campo dalle forze dell'ordine. Ci aggiorna in diretta telefonica da Venezia Tommaso Stoppa. Buongiorno Tommaso. Sì, buongiorno a tutti da Venezia e precisamente da piazza San Marco, dove proprio in questi minuti è in corso il sopralluogo del prefetto Carlo Boffi per gli ultimi controlli di sicurezza. Abbiamo appena lasciato il questore nella sala di controllo da cui tutte le calli intorno a piazza San Marco vengono monitorate da telecamere, una sala centrale dove si vede appunto in tempo reale la situazione in tutte le angolature possibili, non solo, ma ci sono anche dei poliziotti che girano tra la folla con delle telecamere che mandano uno streaming direttamente a questa sala operativa, per cui c'è davvero un dispositivo senza precedenti in termini di sicurezza per questo carnevale che si sta aprendo proprio in questi minuti. Sta per aprire infatti il palco in piazza San Marco, il palco dedicato al tema del circo, che è il tema di quest'anno per il carnevale. Alle 12:30 arriveranno, alle 14:30 chiedo scusa, arriveranno anche le Marie, il famoso corteo delle 12 Marie che tradizionalmente apre le celebrazioni ufficiali del carnevale. Naturalmente dal punto di vista della sicurezza i riflettori sono puntati soprattutto sulla giornata di domani, giornata del volo dell'Angelo, che per la prima volta, come ormai vi abbiamo detto numerose volte, sarà a numero chiuso e sarà possibile assistere soltanto per 20.000 spettatori a questo evento. Per il momento da Venezia è tutto, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. E noi proseguiamo con la cronaca, andiamo nel Vicentino dove purtroppo si deve registrare l'ennesima tragedia della strada. Ieri sera verso le 19:30 un'auto con al volante una donna ha investito un ciclista 48enne del posto. L'uomo purtroppo non ce l'ha fatta, nonostante i tempestivi soccorsi è morto praticamente sul colpo. In corso di accertamento la dinamica della tragedia, dai primi riscontri pare che l'auto stesse svoltando e non abbia visto la bicicletta sopraggiungere. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e la polizia stradale. Ed ancora dal Vicentino a Montecchio Precalcino, grave incidente sul lavoro, un operaio è stato colpito da una barra in ferro ed è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Montecchio Precalcino, continua lo stillicidio degli incidenti sul lavoro. Grave infortunio alla Eco Martini di via Cavedagnona. Un operaio di 54 anni è stato colpito alla testa da una barra di ferro espulsa violentemente mentre stava lavorando alla sua postazione con una macchina trituratrice. Gravi le lesioni riportate. Immediatamente soccorso dai sanitari del SUEM, è stato trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è ricoverato in prognosi riservata in condizioni definite critiche.
Per gli accertamenti del caso sono a lavoro i carabinieri e lo Spisal di Thiene, da chiarire se si è trattato di un malfunzionamento del mezzo o se purtroppo l'incidente possa essere stato causato da un errore umano. Andiamo ora nel Trevigiano con i 2 casi di tubercolosi che si sono verificati nel Coneglianese. Verranno eseguiti la prossima settimana i test sui compagni di scuola e le maestre della bambina che è stata contagiata dalla mamma. Sentiamo. Allarme tubercolosi nel Coneglianese dopo il caso di una giovane mamma colpita dalla malattia che ha contagiato la figlia, una bimba che frequenta la scuola elementare. La donna è stata ricoverata all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove è stata sottoposta alle terapie mediche del caso. La bambina, in un primo momento ricoverata a Conegliano, è stata trasferita ieri al nosocomio trevigiano a scopo precauzionale, anche se gli esami ai quali la piccola è stata sottoposta hanno evidenziato una carica batterica bassa. Tuttavia, come previsto dai protocolli, verranno effettuati controlli sui compagni di classe e le maestre della bambina. Il servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 2 ha avvisato, come da protocollo, l'autorità scolastica che la prossima settimana, probabilmente già lunedì, incontrerà i genitori per poi procedere ai test di verifica. Si eseguono dei test di reattività tubercolinica secondo Mantù e, se necessario, degli esami a seguire. Di solito si conclude tutto con l'esecuzione della Mantù di controllo. Solo se dovessero emergere altri casi positivi si procederà a terapia antibiotica. Gli specialisti dell'ULSS 2 della Marca ricordano che la tubercolosi è una malattia a bassa contagiosità. Oscillano tra i 10 e i 15 casi registrati ogni anno nel distretto di Pieve di Soligo. La bambina è stata ricoverata per massima precauzione, ma presenta una contagiosità bassa, una carica batterica limitata, e quindi noi assolutamente non ci attendiamo nulla di significativo a seguire. Tuttavia facciamo, come si dice in questi casi, tutto ciò che si deve fare. E ancora da Vicenza, risse e condanne per un profugo che frequenta Campomarzo. Non si può espellere perché nonostante tutto è difeso dal nostro ordinamento giuridico. Sentiamo. Abbiamo ancora negli occhi le immagini scioccanti di quest'estate. Siamo davanti a Campomarzo. Ago, un profugo nigeriano, ha accoltellato un connazionale. Ovviamente il migrante andrebbe rimpatriato, ma come abbiamo denunciato più volte, è lo stesso ordinamento giuridico italiano a sollevare troppi ostacoli. Il nigeriano, infatti, ha ottenuto la protezione sussidiaria, uno status che, come quello del rifugiato, viene concesso a chi rischia di subire condanne a morte nel proprio paese. Quindi non si può espellere. Ago ce lo teniamo stretto qui in Italia, anche se a Vicenza solo negli ultimi 6 mesi, dopo aver accoltellato il connazionale, ha preso a morsi anche un paio di militari dell'esercito a Campomarzo. Insomma, qui è al sicuro, non solo non rischia la condanna a morte, ma non resta nemmeno in carcere. Un vero paradiso costruito con leggi che non rappresentano i cittadini italiani. Violenza sessuale su 6 pazienti dopo averle narcotizzate, chiesta una condanna di 14 anni per l'ex infermiere dell'ospedale di Padova. 14 anni, 2 mesi e 20 giorni di carcere, questa è la pena richiesta dal pubblico ministero Giorgio Falcone per l'ex infermiere del reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Padova, imputato per violenza sessuale aggravata. L'uomo avrebbe narcotizzato e violentato almeno 6 pazienti, tra i capi d'accusa contestati all'imputato anche il reato di peculato per aver rubato i farmaci anestetici somministrati illegalmente alle pazienti prima delle violenze e di cui anche lo stesso infermiere avrebbe fatto uso. Le richieste del pubblico ministero sono state fatte al termine di una lunga requisitoria in cui è stato ribadito che l'infermiere, quando commise i reati, era lucido e freddo, non dovrebbe quindi essergli attribuita l'infermità mentale, così come era stato richiesto dal suo avvocato difensore. La sentenza ora è attesa per il prossimo 22 marzo. Ed ora la pagina politica, niente più profughi a Conetta se la Lega vincerà le elezioni, è la promessa dei candidati veneziani del Carroccio alle politiche del 4 marzo.
Punta sulle donne la Lega Nord per conquistare i suoi 2 collegi uninominali in provincia di Venezia. A partire da quello del capoluogo, dove a rappresentare il centrodestra ci sarà l'ex assessore provinciale Giorgia Andreuzza. L'impegno che io avrò sarà davvero notevole, cioè quello di portare appunto tutte quelle istanze a Roma e creare soprattutto una filiera tra quello che è il Comune, la Regione Veneto e il Governo, che credo sia la chiave vincente per rendere Venezia competitiva. A Chioggia corre invece Chetti Fogliani, imprenditrice e vice sindaca di Portogruaro, che promette la chiusura del campo profughi a Conetta se la Lega farà parte del governo. Un centro con 1300 persone di varie etnie non è semplice da gestire, abbiamo visto poi che comunque ci sono degli interessi anche economici sotto, adesso ci sono delle indagini in corso anche sul centro di Conetta e vediamo che cosa succederà, perché ovviamente noi non possiamo sapere quali sono i percorsi giudiziari, però devo dire che è un problema grosso e che tocca una piccola città come Cona, che direi che ne ha già abbastanza di problematiche. Accanto a loro, nel listino plurinominale per la Camera, vi sono Nadia Pizzol, consigliera comunale a Marcon, il veneziano Alex Bazzaro e il segretario provinciale Sergio Vallotto, che assicura: le polemiche sulle candidature sono già dietro le spalle, stiamo tutti lavorando insieme per garantire alla Lega un grande risultato. Certamente magari qualcuno che è rimasto fuori ha avuto qualche mal di pancia, ma almeno nella mia provincia, dopo il direttivo di ieri sera, che ci siamo guardati in faccia e chiariti, siamo pronti per correre veramente, come dice Luca Zaia, pancia a terra per vincere questa annata elettorale. Ed ha presentato la sua candidatura al Senato l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, che vuole esportare a Roma, dice, l'efficienza del capoluogo scaligero. Concretezza, non la gara a chi la spara più grossa. In piazza Bra a Verona la candidatura al Senato nelle file di Noi con l'Italia dell'ex sindaco Flavio Tosi, capolista nel collegio di Verona, Vicenza e Padova. Strada per la candidatura a ierta di ostacoli, dice, interni ed esterni. A Roma per portare le competenze dimostrate sul territorio, prosegue esportare quel modello Verona che funziona in termini di contenimento dei costi ed efficienza. Meno Stato e meno burocrazia, ma i temi sul tavolo sono molti e spaziano in diversi settori. Su cosa ci batteremo? Per ridurre la tassazione nella misura possibile, riducendo di pari misura i costi dello Stato. Per la sicurezza, l'abbiamo dimostrato anche da sindaco di saper lavorare positivamente per la sicurezza, per il turismo, per la creazione di posti di lavoro, per lottare contro la burocrazia, che è un'altra delle piaghe che colpisce questo paese, danneggia pesantemente le imprese anche a livello di competitività. E un altro aspetto è quello della scelta delle persone. Perché se non si possono esprimere preferenze, continua l'esponente della quarta gamba centrista, nella lista gli elettori troveranno comunque i nomi dei candidati e dovranno scegliere le persone più fidate. Arriveremo a fine campagna elettorale che qualcuno dirà non solo che riduce le tasse ma che le restituisce indietro ai cittadini, mentre invece le proposte devono essere sostenibili, anche perché se non vogliamo l'astensionismo dobbiamo avere una politica seria e che dica la verità agli elettori. Ed ancora con la politica, perché ospite ieri sera 20:10 Carlo Cardona, candidato per Casa Pound. Sentiamo. Ambisce a entrare in Parlamento, per poter affermare idee che fino ad oggi sono state per esterne. esempio quali? Per esempio fuori dall'euro, fuori dall'Unione Europea in maniera immediata e unilaterale, stop a qualsiasi forma di accoglienza come l'abbiamo vista in questi tempi, cioè il porte aperte per chiunque, e alcuni provvedimenti per esempio che per noi sono vitali, come la differenziazione fra banche commerciali e banche di investimento, quindi molti temi relativi all'economia e al sociale. Casa Pound rientra in quelli che sono i meccanismi della democrazia, quindi intanto quelle che sono le accuse di essere antidemocratici ricadono su chi semplicemente non vorrebbe che noi partecipassimo alle elezioni. Penso che sia non mia opinione politica personale, ma insomma oggetto di cronaca, che una certa area politica non ritiene opportuno che la nostra possa manifestare le proprie idee, quindi mi riferisco esplicitamente all'estrema sinistra. Non siamo violenti, se pensano di bloccarci fisicamente l'agibilità politica, ecco, noi questo non lo consentiamo e quindi siamo disposti a difenderci. Difendersi come? Anche fisicamente, sicuramente. Beh, sì, però questa è un'affermazione grave, cioè nel senso che se tu stai facendo la tua trasmissione e entrano in 10 tentando di picchiarti, io immagino che tu tenti di difenderti prima di tutto fisicamente, non come linea politica ma come atto naturale. E poi ovviamente ci sono tutte le procedure, le autorità preposte.
Ancora cronaca, hanno devastato la sala comunale a Capodanno, la polizia locale ha identificato gli autori denunciando 8 minorenni, è successo a Padova. Notte e mattinata di Capodanno passata a semidistruggere la sala comunale Pertini a Mortise. Erano in 8, tutti minorenni, 14, 15, uno addirittura 13 anni, i giovanissimi vandali ritenuti responsabili di questo. La polizia locale, una volta ricevuta la denuncia, ha iniziato un'indagine accurata. Studiate le immagini delle telecamere della zona, esaminate alcuni profili Facebook dove gli adolescenti non avevano mancato di vantarsi delle loro azioni e alla fine hanno ricostruito le varie posizioni, li hanno convocati al comando accompagnati dai genitori. Alcuni, come già facevano, sono solo entrati, altri hanno danneggiato la sala, neon, sedie, armadi, 2.000 euro di danni e sala chiusa per una settimana. Tutti sono stati denunciati, oltre che per il reato di danneggiamento, anche per quello di interruzione di pubblico servizio. Ed ora un'altra bravata di 2 quattordicenni di Pieve di Soligo nel Trevigiano, baby vandali per noia, sono stati denunciati. Hanno rubato una bicicletta e danneggiato 3 auto, guadagnandosi una denuncia a piede libero per furto aggravato e danneggiamento in concorso. Meglio avrebbero fatto a non marinare la scuola 2 quattordicenni di Pieve di Soligo, studenti in 2 istituti superiori di Vittorio Veneto. Sono stati i carabinieri a rintracciare i 2 giovanissimi. I fatti risalgono al 23 gennaio, quando i 2 ragazzini hanno rubato una bici nel parcheggio di una scuola media di Vittorio appartenente a un allievo. Sono saliti in sella e si sono diretti in via Cesare Battisti, dove col sellino della stessa bici hanno iniziato a colpire gli specchietti retrovisori di 3 auto in sosta, poi se la sono filata, ma le telecamere di videosorveglianza della zona li hanno ripresi e i 2 non l'hanno fatta franca. Saranno chiamati a rispondere tanto dei reati commessi quanto del risarcimento dei danni. Resta il fatto che vandalismi, spesso a opera di baby gang, se ne verificano periodicamente in diverse aree della città. Ed ora andiamo a Bassano, insetti nel cibo dei bimbi di una scuola elementare, ed ora gli alunni vanno in mensa con il pranzo portato da casa. Sentiamo. Un insetto tra gli spinaci. Il poco appetitoso episodio è accaduto a un bambino della scuola primaria mentre era seduto a tavola con gli altri compagni di scuola. Sono stati attivati tutti i controlli del caso e così si è anche scoperto che l'insetto in questione era un lepidottero, ovvero una farfallina, abituale frequentatrice, scrivono in una nota comune e ditta incaricata del servizio mensa, degli ambienti agricoli da cui vengono raccolte le partite di materia prima fresca. Tutta colpa dunque di chi ha fornito il pacchetto di spinaci congelati. Penso che può essere un caso sporadico, può capitare che un insetto, un'insalata possa esserci. E non è la prima volta che accade, come spiega anche la dirigente scolastica Laura Guiotto. Non dovrebbe, ma capita. Intanto alcune mamme, a scanso di equivoci, hanno mandato i bimbi a scuola con tanto di corredo, termos e pasta asciutta homemade. Io ho mandato fuori a mangiare oggi con mia figlia. Quindi anche lei ha dato il pasto fatto in casa? Sì. Lo do sempre, vediamo come finisce perché mi dà fastidio veramente. Lei non l'ha fatto mangiare qui oggi il suo bambino? No, a dire la verità no. Non si fidava? Della scuola ho cieca fiducia, della mensa non tantino. E quindi ha provveduto da sé? Per essere tranquilla. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. 185 milioni di euro per poco meno di 25 chilometri di asfalto per l'allargamento della A13 tra Padova Sud e Monselice. Iniziano gli espropri ad aprile. La conferenza dei servizi nazionale dovrà dare il via libera al progetto. Sentiamo. Inizio lavori stimato per la fine del 2019, consegna entro il 2022. Cittadini preoccupati ad Albignasego, Maserà, 2 Carrare, Pernumia e Monselice. Il comitato No Terza Corsia A13 Padova-Monselice è pronto a dare battaglia. Il suo obiettivo è la difesa della salute dei cittadini. Lo scorso ottobre ha presentato un esposto in procura contro l'ampliamento dell'autostrada. In cui abbiamo esposto la nostra paura, perché è questa che abbiamo, e una
la nostra voglia di salute, abbiamo bisogno di essere tutelati. Cosa che, dice il comitato, non hanno fatto gli enti pubblici. Nessun sindaco, presidente di provincia o di regione ha finora voluto saperne di più sull'impatto di altri 2 nastri di asfalto e del relativo traffico sull'asse Padova-Monselice, meno di 25 km. Il comitato attacca la società Autostrade, che punta a realizzare la terza corsia della Padova-Bologna, mentre per decenni non ha mai messo in sicurezza l'esistente. Il comitato è pronto a dar battaglia a questa comunicazione, in quanto Società Autostrade, sono 50 anni che Società Autostrade è nel nostro territorio e a scadenza del 2016 non si è messa in regola con le direttive europee e quindi le barriere che erano necessarie di sicurezza e quindi la sicurezza per i cittadini. Ci sono alternative all'autostrada? Certo, si può parlare anche di una metropolitana, si può parlare di un trasporto sostenibile. Ai nostri microfoni aveva lanciato per la prima volta il suo appello. Ora Milena Girardi è riuscita a ritrovare la sorella dopo 38 anni. È come se ti mancasse un pezzo di te, nel senso che sai di avere una sorella, però non la puoi frequentare, non la puoi vedere, non puoi sapere se sta bene, se sta male. In casa c'è stato sicuramente un po' di smarrimento, diciamo, in generale, perché ovviamente queste cose ti sconvolgono la vita, non sono semplici, cioè ti sconvolge a livello ovviamente emotivo tutta una serie di emozioni. Insieme, fianco a fianco, dopo 38 anni, sembrava impossibile da quando per la prima volta Milena Girardi, trevigiana di nascita e friulana d'adozione, aveva lanciato il suo appello proprio ai nostri microfoni. Una storia incredibile, quella di 2 sorelle separate in orfanotrofio a Trieste nel 1979, quando Milena aveva 3 anni e la sorellina Michela qualche mese. In quella situazione c'erano arrivati perché i servizi sociali avevano deciso di toglierle da un ambiente familiare di maltrattamenti. Poi una famiglia aveva deciso di adottare Milena, ma non Michela. E da allora la donna ha sempre cercato la sorellina. Una storia che ha commosso l'Italia, che ha portato la donna sotto i riflettori nazionali. Maya, si chiama così oggi quella Michela che Milena aveva lasciato in orfanotrofio. Abitano a poca distanza l'una dall'altra, una a Trieste e una a Pasian di Prato, forse chissà si erano pure incrociate senza saperlo. Oggi finalmente l'incontro. Maya ha sempre saputo di avere una sorella di nome Milena, tanto da aver chiamato così una delle sue figlie. La figlia Milena ha 12 anni. Amore. L'ha chiamata Milena. L'ha chiamata appunto quando ho saputo di come la chiamata Milena. Dunque Milena ce l'ha fatta, la sua caparbietà ha vinto, una caparbietà che aveva dimostrato durante quel primo speranzoso appello. La prima cosa che le direbbe se la vedesse? Che io ci sono sempre stata, ci sarò sempre e se lei vuole, se ha piacere, se ha la volontà, io l'aspetto a braccia aperte, l'abbraccerei. Unica cosa. Poi tutto il resto viene dopo. Ed ora il caso di una truffa, perché sono in aumento i casi di falsi promotori energetici che girano tra i comuni della Marca fotografando le bollette di ignari cittadini. La segnalazione arriva da Ascotrade ma anche dagli stessi cittadini, appunto. Sentiamo. I nostri clienti ricevono visite a casa da agenzie che lavorano per i nostri competitor, si presentano con il biglietto da visita o il cartellino con la scritta Ascotrade e chiedono di vedere la bolletta. Comportamento sleale al limite della truffa, quello messo in atto da finti venditori Ascotrade. Agiscono a macchia di leopardo, quindi non sono facilmente individuabili se non dopo aver innescato le procedure per il cambio di forniture più delle volte all'insaputa dell'utente, che invece nel caso di Ascotrade viene sempre informato prima con una telefonata. Noi chiamiamo i nostri clienti a casa, ci presentiamo, i nostri clienti ci conoscono, quindi c'è una fortissima fiducia nei nostri confronti. Prenotiamo una visita se il nostro cliente la vuole e andiamo a fare la nostra vendita. Il consiglio è semplice quanto chiaro. Non va mai data la bolletta in mano a chi ce la chiede.
La bolletta contiene dati sensibili, possono essere fotografati, possono essere fotocopiati e poi si arriva alla mala sorpresa dopo 15 giorni il bustone a casa con il cambio di fornitore. Ascotrade comunque è a disposizione dei cittadini raggirati. Noi facciamo tutta l'assistenza, facciamo l'assistenza anche per l'eventuale reclamo da fare o per l'eventuale recesso, perché dobbiamo anche dire che è vero riceviamo la busta a casa, però abbiamo 14 giorni di tempo per respingere quell'offerta. Quindi sì, perdiamo tempo, è una rompitura di scatole, però possiamo anche contrastare queste truffe. Lutto nel mondo del basket veneziano. La tifosa più anziana dell'Umana Reyer si è spenta a 101 anni. Sentiamo il ricordo dello staff orogranata. Prima giocatrice, poi tifosa. Si è spenta a 101 anni Licia Antonini, la tifosa più anziana dell'Umana Reyer. C'è stato un grande dispiacere quando abbiamo preso la notizia ieri, ci hanno comunicato, è stato veramente una cosa che ci ha colto di sorpresa, anche se Licia aveva un'età avanzata, però era fresca come una rosa, era una tifosa vera, era una persona speciale. E io l'ho conosciuta un paio d'anni fa, sono andato a trovarla a casa quando ha compiuto 100 anni ed è stata veramente una sorpresa, sapeva tutto, conosceva tutto, seguiva, era veramente informata ed era presente in tutte le situazioni. Nonna Reyer, così era soprannominata, aveva militato tra le fila orogranata tra il 1932 e il 1938, poi era rimasta attaccata ai colori della propria città. Ha festeggiato il 100° compleanno al Tagliercio il 9 agosto 2016. Sicuramente ci sarà un tributo, un saluto prima della partita con Brindisi, è doveroso anche perché so che ci teneva, ci ha tenuto anche a ritirare la maglietta dei 100 anni qui al Taglierce, quindi per noi sarà sicuramente un impegno al quale dedicheremo del tempo e dello spazio prima della partita. Ed è davvero tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, ci lasciamo con le previsioni del tempo per le prossime ore sul Triveneto. A tutti un buon pomeriggio. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ancora condizioni di tempo perturbato sul Triveneto, sarà un sabato all'insegna delle piogge, ma con tendenza comunque al miglioramento. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, con piogge diffuse un po' ovunque sulla nostra regione e con deboli nevicate sui settori alpini, possibili miste a pioggia anche sul Rodigino. Migliorerà con fenomeni in cessazione entro la serata. Temperature massime tra 2 e 6 gradi, valori minimi tra -2 e 2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo condizioni di maltempo con piogge diffuse generalmente di debole intensità, locali nevicate anche a bassa quota sui settori alpini di confine fin sulle prealpi, ma migliorerà entro la serata. Temperature massime tra 3 e 5 gradi, minime tra 1 e 2 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà instabile con qualche precipitazione sui settori meridionali del Trentino, anche a carattere nevoso a bassa quota sul resto della regione. Temperature massime tra 8 e 9 gradi, minime intorno a 1 grado. Il mare sarà mosso sulle coste, molto mosso al largo. I venti forti nord-orientali sulle zone costiere, moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.